Jus de volaille, i francesi, noi facciamo un intingolo all'italiana o un fondo di pollo all'italiana che avrà i profumi che normalmente ci fa piacere apprezzare. Più o meno una ricetta tramandata tra cuochi e cuochi, poi ognuno ci mette il suo. Noi lo facciamo così. Funghi secchi? Sì, porcini, io ci metto un pochettino perché mi ricorda un po' il profumo della cacciatora. Aglio, cipolla o scalogno o tutte e due, una punta di concentrato, sedano, carote, qualche bacca di pepe nero, però timo, rosmarino, salvia, alloro che sia, utilizzateli ma non fin dall'inizio della cottura, ma alla fine. Partiamo con una selezione di vegetali che sta circa un terzo rispetto alla quantità di carcasse, di pollame, le alette, quello che non vi servono normalmente sono quelle che comunque ci daranno tanto gusto, però quando le carcasse di pollo saranno pulite, mi raccomando, togliete l'interiore all'interno, ci sono i reni che normalmente stanno sotto le ossa, porteranno brutti odori e soprattutto un gusto molto ferroso. Carota? Sì, lavo ma non butto via la pelle, tagliamola a piccoli pezzi, tutti i vegetali ci permetteranno di tostare meglio e dare un pochettino di caramellizzazione migliore. Sedano, non tantissimo, 70% tra carota, cipolla e scalogno e un 30% di sedano. Stiamo tagliando cipolla, carota e sedano in maniera tale che possono essere facilmente caramellati. Scalogno, sì, con tutta la buccia, ci darà un po' di profumo e un po' di colore in più. Spicchio d'aglio e crassè, ne mettiamo 2 che faremo tostare con i vegetali. I funghi, umami, i funghi, da parte la coda, quella che non si serve, che normalmente viene buttata, non la buttate, fatela seccare e mettetevela da parte. Si concentreranno i sapori e li potete utilizzare come naturale improver, fatelo sempre, non buttate via gli scarti dei funghi. Tostare, padella calda, mettiamo l'olio, olio di semi. Allora, i nostri ritagli di pollo sono pronti, li abbiamo tostati, ma finiremo di tostarli con i vegetali. In questa maniera, tutto insieme, fino a quando non raggiungerà la giusta proporzione di colore. Per me è perfetto. Spegniamo la fiamma, mettiamo un po' di concentrato, adesso si asciugherà l'acqua, metteremo il nostro vino bianco, e appena evapora il vino bianco, un po' di marsala non fa male. Mettiamo pure questo. Che buon profumo che fa. Adesso, non l'ho dimenticato, mettiamo qualche bacca di pepe. Io uso caramellare più volte il fondo. Il vino è la prima volta, la seconda con l'altro vino. La terza lo faccio con l'acqua, in maniera tale che avremo un fondo molto più profondo. Acqua ghiacciata, copriamo 2 volte con acqua e facciamo andare. Facciamo cuocere per circa 2 ore, 2 ore e mezza, ma non c'è bisogno di farla andare inoltre, se no comincia a lasciare gusto l'osso e non è quello che vogliamo. Schiumarola, mestolo, l'importante è che facciate così. Dovete togliere questo, che sono le impurità che piano piano vengono su. Sta riposando e adesso lo filtriamo. Allora, fino alla goccia è importante perché questo è tanto lavoro. Allora, fondo, filtrato una prima volta, seconda volta deve essere limpido, pulito, non deve avere nessun tipo di particolato. Lo filtriamo con un'etamina umida, dopodiché lo metteremo sul fuoco, metteremo gli odori che ci servono, timo, rosmarino, salvia, quello che volete. Mettiamo il fondo a ridurre, piano dolcemente, fino a quando non diventerà uno sciroppo. In quel momento avremo il nostro fondo. Io metto un po' di timo e rosmarino in questo di pollame, lo lasciamo qua alla fine, lasciando che gli ultimi più o meno 20 minuti, fino a quando non diventerà completamente ridotto, ci dia quello che ci serve. Una salsa profonda, laccante, che può essere utilizzata per rendere completi i vostri piatti e per renderli quanto più carichi di sapore. Questo è oro, non lo fate bruciare. Così raccogliamo tutto e filtriamo. Dice fate tutto sto casino, tu considera che siamo partiti da 1,5 kg di ritagli di pollo, 500 grammi di vegetali misti, marsala, vino bianco, un po' di concentrato, scarti di vegetali ma non solo, e questo è quello che avremo. Una decina di cucchiaiate di amore profondo. Solo chiacchiere, assaggiatelo, che forse è la cosa migliore. Fate i bravi.